Arresto nella notte a Jesolo, dove un 25enne ha ricevuto almeno 2 colpi di pistola da parte di un ignoto aggressore. Indagano ora i carabinieri. Un uomo di grande equilibrio, così Matteo Marzotto oggi alla Camera Ardente ha descritto il padre Umberto, morto lo scorso 28 dicembre. Tragedia a Marghera la notte di Capodanno, una bimba di 6 mesi ha perso la vita mentre era nella carrozzina a causa di un rigurgito. Tassa d'ingresso a Venezia, il governatore Luca Zaia dovrà essere bassa e i veneti, dice, non la dovranno pagare. Il Veneto è la regione italiana con meno magistrati per abitante, almeno per quanto riguarda la Corte d'Appello, lo rivela una rigorosa indagine effettuata dal centro studi della CGIA di Mestre. Il tratto di A4 tra Padova e Mestre, insieme al passante, sono tra le poche tratte autostradali rimaste escluse dal blocco dei rincari deciso dal ministro Toninelli. Fiocco rosa all'ospedale all'Angelo di Mestre, la prima nata del 2019 si chiama Azzurra, è venuta alla luce 51 minuti dopo la mezzanotte, segnando il record del nuovo anno. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Come avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con quanto accaduto a Jesolo. Un giovane la notte scorsa è stato raggiunto da 2 colpi di pistola. Si indaga ora per identificare i responsabili. Un colpo di pistola all'addome e uno alla gamba destra. C'era la volontà di uccidere in chi ha sparato 2 volte contro un 25enne di nazionalità albanese, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Donà. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 2:30 di questa notte. La voce era quella di una donna allarmata perché qualcuno suonava con insistenza all'abitazione dei suoi genitori in via Massaua a Jesolo. Si trattava del giovane ferito che, sanguinando copiosamente, si era attaccato al primo campanello per chiedere aiuto. Allertati dai militari, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 che hanno trasportato il 25enne all'ospedale di San Donà, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di San Donà, titolari dell'indagine, attendono che sia in condizioni di parlare per chiedergli il nome del suo tentato omicida. La Camera Ardente adesso del conte Umberto Marzotto a Portogruaro, parla ai nostri microfoni il figlio Matteo, che lo definisce un uomo di grande equilibrio. Mi ricordo un certo giorno in cui mi ha raccontato alcune sue esperienze e mi ha detto, io ero già impegnato in azienda, e mi ha detto con molta discrezione, ho capito che sostanzialmente mi stava, diciamo, passando un testimone ideale di attività, ecco, riconosceva quello che stavo cercando di fare e mi stava così dando il conforto di starmi vicino, ecco. Questo è un giorno particolare che era già ottantenne, direi, una dozzina di anni fa, ecco, e questo mi ha fatto piacere. I momenti di un figlio legati al papà in una vita sono molti, ma oggi Matteo Marzotto nella Camera Ardente allestita alla Zignago Holding ricorda così il padre Umberto Marzotto, morto lo scorso 28 dicembre in Svizzera all'età di 92 anni. Da tempo soffriva di una patologia degenerativa. Un via vai continuo, in centinaia si sono recati qui nella Camera Ardente allestita in un'ala dello stabilimento Industrie Zignago qui a Fossalta di Piave. Terzo figlio del conte Gaetano e fratello di Pietro, mancato 9 mesi fa, il conte Umberto Marzotto era uno dei rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile, ex marito di Marta e padre di 5 figli. Un uomo di grande equilibrio e di buonsenso, un mediatore che sapeva capire i momenti e le situazioni. Quello che sento da tutte le persone che stanno venendo a salutare il papà sono parole meravigliose, no? di grande affetto, di riconoscenza di questo grande equilibrio che aveva il papà e di questa grande attenzione verso le persone, che non è proprio, diciamo, tipica delle epoche che stiamo vivendo, ahimè. Nella sua attività di imprenditore e di gestore ha sempre dato una grande importanza ai sistemi che erano poi sistemi di uomini, quindi
Questo credo che sia sempre valido, si possa sempre fare, ecco, non credo che sia una questione di tempi o di social networks o di nuove mode, ecco, credo che sia sempre ed esclusivamente una questione di porsi come sistemi di uomini e quindi all'interno di sistemi di uomini. I funerali del conte Umberto Marzotto verranno celebrati domani a Vicenza nel Duomo di San Clemente di Valdagno alle ore 11. Ma il figlio Matteo non è l'unico a definire Umberto Marzotto un imprenditore d'altri tempi. Il conte infatti era molto stimato da cittadini e dipendenti. Gentilissimo, una persona molto squisita, signore si nasce, si dice, e lui era così. Anche con i dipendenti? Anche con i dipendenti, in particolare, era con tutti così, una brava persona. A parlare è uno dei dipendenti storici della Zignago Holding di Fossalta di Portogruaro, che ricorda il conte Umberto Marzotto come un uomo d'altri tempi, una persona gentile e dalla spiccata umanità, così come tutta la famiglia Marzotto ci racconta ancora fuori microfono. Ma in paese moltissime persone sono grate alla famiglia e al conte, che ha saputo cambiarne il volto lasciando un ricordo indelebile. Ci sono quelle persone nobili che hanno dato connotato proprio la struttura, all'ambiente, e di questo noi siamo riconoscenti, perché tante persone qui hanno beneficiato del suo apporto, della sua generosità. Tutto il paese è nato intorno alla sua figura. Anche perché se lei vede le abitazioni di campagna dei Mezzadri, quindi è tutto il paese nato grazie a questo intervento della famiglia Marzotto. E essendo il conte Umberto uno degli ultimi vecchi della dinastia, mi sembra doveroso. La cronaca con il dramma che si è consumato la notte di Capodanno a Marghera. Una bimba di 6 mesi ha perso la vita mentre era nella carrozzina a causa di un rigurgito. Tragica notte di Capodanno durante un rito della comunità evangelica in Banchina Molini. Una bimba di 6 mesi di origine nigeriana si trovava lì con la famiglia, quando ad un certo punto i suoi genitori si sono accorti che non si svegliava e non reagiva, quindi hanno allertato immediatamente i soccorsi. Il suo M118 è giunto poco dopo sul posto, ma tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili, così come la corsa all'ospedale. Si attende l'esito degli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Abbiamo atteso e festeggiato il nuovo anno in piazza Marghera nel primo esperimento di festa all'aperta di Capodanno, ha scritto il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Purtroppo la festa è stata profondamente turbata dalla tragedia avvenuta in Banchina Molini a Porto Marghera, nella chiesa evangelica nigeriana, con la morte straziante e ancora senza spiegazione di una bimba di 6 mesi. La municipalità conclude, tutta la comunità di Marghera si stringono in un abbraccio alla famiglia che ha subito questa perdita immensa. Continua a far discutere la tassa di sbarco per Venezia, ci si chiede chi la pagherà, non sicuramente i residenti in Veneto, secondo la giunta regionale compatta nel chiederne l'esenzione. Esclusione per i veneti, non si discute, i veneti non possono pagare la tassa a Venezia. Luca Zaia è lapidario, nessun veneto dovrà pagare per mettere piede nel capoluogo della sua regione. La presa di posizione del governatore, netta e ultimativa, segue quella del suo assessore al turismo Federico Caner, che applaudiva l'imposta ma a condizione non fosse indirizzata ai residenti nella regione, e del presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti. Bene far pagare i turisti, scandiva il leghista, ma non possiamo considerare tali quanti vivono e risiedono regolarmente in Veneto. A questi cittadini che hanno in Venezia la loro capitale e punto di riferimento culturale, oltre che politico e amministrativo, non si può applicare una tassa di ingresso. Non solo i veneti, ma tutti gli italiani dovranno essere esonerati dal pagamento, rilanciano dal Movimento 5 Stelle veneziano. Nessuno di noi sapeva di questo provvedimento, confessa ai suoi compagni di partito la senatrice Orietta Vanin. La Lega con noi del Veneto non parla. Abbiamo appreso in aula che c'era un emendamento del governo su Venezia e ne abbiamo preso atto. Se ci fosse stata una condivisione coi parlamentari ne sarebbe uscito un testo diverso. Il Veneto è la regione italiana con meno magistrati per abitante, almeno per quanto riguarda la Corte d'Appello. A certificare la gravità della situazione una rigorosa indagine scientifica effettuata dal Centro Studi della CGIA di Mestre. La carenza di magistrati in Veneto è ormai giunta a livelli di vera e propria emergenza. Il tema, di per sé non nuovo, trova oggi una conferma nei numeri incontestabili dello studio realizzato dalla CGIA di Mestre sugli organici della Corte d'Appello di Venezia e della sua procura.
La Corte lagunare risulta ultima in Italia per numero di giudici rispetto alla popolazione, con appena 1,1 magistrato ogni 100.000 abitanti contro i 6,2 di Reggio Calabria, i 3,3 di Napoli, i 2,8 di Roma o gli 1,8 di Milano. Ultimo posto italiano anche per quanto riguarda la Procura Generale, che vede appena 0,2 magistrati inquirenti ogni 100.000 abitanti. Nonostante il numero delle decisioni sia in continuo aumento, quello dei casi che arrivano davanti alla Corte cresce con un ritmo assai maggiore. Erano 8.500 nel 2015, nel 2017 sono stati quasi 11.000. Inevitabile quindi l'accumularsi degli arretrati che si ripercuotono fatalmente sui tempi dei processi e quindi sulla qualità della vita dei cittadini. È evidente che se la giustizia civile non funziona, i rapporti economici a loro volta ne risentono. È evidente che se non funziona la giustizia penale, l'intero assetto complessivo della sicurezza, della convivenza civile di un territorio ne viene negativamente influenzato. Lo studio della CGA è stato presentato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, alla presenza del governatore Luca Zaia, che ha fatto sua la richiesta di destinare più magistrati al nostro territorio. Questi dati, raccolti con criteri scientifici, spiega la Presidente della Corte d'Appello Ines Marini, confermano i risultati delle indagini che avevamo realizzato con le nostre scarse risorse. Il sottodimensionamento degli organici veneti è gravissimo sia rispetto alla media nazionale che a quella delle altre corti del nord. Purtroppo può essere cambiata soltanto con un supporto esterno, cioè con l'intervento da parte degli organi centrali, perché noi a livello locale abbiamo attivato tutte le leve organizzative possibili. Il tratto di A4 tra Padova e Mestre insieme al passante sono tra le poche tratte autostradali rimaste escluso dal blocco dei rincari deciso dal ministro Toninelli. Bloccati in tutta Italia i rincari dei pedaggi autostradali. Gli aumenti tariffari che sarebbero dovuti scattare con l'inizio del nuovo anno sono stati congelati fino a giugno sul 90% della rete. Restano invariati i costi in tutti i caselli del tratto di A4 gestito da Autovie Venete, da Venezia a Trieste, nonostante la richiesta di un aumento dell'1,48% presentata dalla società al ministro dei trasporti Danilo Toninelli, che l'ha rispedita al mittente. Tra i pochi percorsi che vedranno aumentare il prezzo del biglietto ai caselli ci sono però quelli gestiti da CAV. L'A4 da Padova Est al passante compreso e il tratto a pagamento dell'A57 fino alla barriera di Mestre hanno subito dal 1 gennaio il solito fastidioso adeguamento, in questo caso di circa il 2%. Da Mestre a Padova Est si pagheranno quindi 2,80 euro invece di 2,70, da Padova Est a Preganziol 4,10 euro invece di 4. Cifre previste da tempo, spiega il governatore Luca Zaia, per ammortizzare il costo di realizzazione del passante inaugurato nel 2009. Ricordo che ci sono volute risorse per realizzare quell'infrastruttura, la stiamo pagando e tutti gli utili che da CAV, a differenza degli utili delle altre autostrade, vengono reinvestiti in Veneto, quindi non è una perdita. Purtroppo funziona così, che le opere vanno pagate e poi ovviamente gli utili, e CAV sta iniziando a fare utili, vanno poi reinvestiti nel territorio. Ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità e poi altre notizie da Venezia e provincia. Restate con noi. Rieccoci in diretta con la prima nascita del 2019 all'ospedale di Mestre. È una bambina e si chiama Azzurra. Fiocco rosa all'ospedale all'Angelo di Mestre. La prima nata del 2019 si chiama Azzurra. È venuta alla luce 51 minuti dopo la mezzanotte, segnando il record del nuovo anno. È la primogenita di mamma Susanna e papà Enrico di Camponogara e al momento della nascita pesava 3,5 kg. Il secondo invece è di Marghera e si chiama Jordan, nato con parto naturale alle 4,58. Il direttore generale Dalbene è andato in sopralluogo negli ospedali per i tradizionali auguri di buon anno agli operatori e ai ricoverati, dedicando un saluto speciale ai neoarrivati e alle loro famiglie. Ritengo importante esserci a Natale, a Capodanno, ma come in tutti i giorni dell'anno, ma in particolare in queste due festività per sentire direttamente dai miei collaboratori come vanno appunto le cose in appunto festività molto particolari, molto sentite, e quindi ci tengo di essere appunto tra loro in queste due giornate. L'ospedale all'Angelo è l'ospedale hub della provincia di Venezia e quindi deve avere quelle caratteristiche tali da assicurare tutte le garanzie possibili appunto a chi viene ricoverato in questa struttura e sta evidentemente avendo questo risultato anche appunto nella percezione della gente e questo ci fa molto piacere.
Il 31 dicembre nella Serenissima ci sono state 5 nascite, una a Chioggia, una a Dolo, una a Venezia, una a Mirano e una a Mestre. Nel 2018 si sono registrati a Mestre 2013 nati, a Chioggia 525, a Dolo 589 e a Mirano 911, per un totale di 4.038 nati nell'ULSS 3 Serenissima. E adesso, per la nostra rubrica dedicata ai presepi, vediamo quello realizzato all'interno del municipio di Mestre. È tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, probabilità di nevicate in quota di sera, altrove assenti. Temperature minime tra i -2 e 1 grado, valori massimi intorno ai 5 e 9 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno o poco nuvoloso con venti genere moderati da nord. Forti e molto freddi in quota sui monti, possibili raffiche sostenute anche nelle valli. Temperature minime intorno ai -1 e 2 gradi, valori massimi intorno ai 6-8 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Tempo soleggiato su tutti i settori. Temperature minime intorno ai -5 gradi, valori massimi 0 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.